Il freddo e il fango non hanno fermato la carica degli atleti che ieri hanno preso parte alla 13ª edizione del trofeo di cross Nuraghe Ugolio, disputato nella pineta che sorge alla periferia di Nuoro. Una competizione organizzata dalla società Amatori in collaborazione con il CONI, la FIDA, l'ICS e l'Ente Foreste, proprietario dell'Oasi. 16 le competizioni disputate. Nella gara riservata agli uomini, Gabriele Mozzo della società Futura Cagliari ha preceduto Raffaele Nonne dell'Atletica Agorciano. Al terzo posto un altro juniores, Agostino Saba, che milita nella stessa società di Nonne. Al quarto posto un atleta di casa, Giuseppe Cavallaro dell'Amatori Nuoro, che ha preceduto sul traguardo Salvatore Podda dell'Atletica Agorciano. Il favorito alla vigilia, Oulid Abdelkader, atleta marocchino, si è infortunato dopo un terzo di gara e ha dovuto abbandonare la corsa. Gabriele Mozzo succede a Lino Carta nell'albo d'oro della competizione. In campo femminile si è imposta Maria Domenica Manchia della società Runner Oschiri, che ha preceduto Leonarda Cantara dell'Atletica Ozieri, vincitrice della 12ª edizione del trofeo di cross Nuraghe Ugolio. Al terzo posto Paola Sogos della Mansicora. La quarta e quinta posizione è andata a due atlete dell'Atletica del Logo Nuoro, Patrizia Mereu e Núñez Maria Santos. Alla gara hanno preso parte tanti atleti provenienti da tutta l'isola, a conferma del fatto che la Nuraghe Ugolio, per le difficoltà del percorso e per le complicazioni climatiche, rappresenta un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di corsa campestre. Impeccabile come al solito l'organizzazione della società Amatori di Nuoro, che anche quest'anno ha messo gli atleti nelle condizioni di partecipare ad un cross che ormai è un classico del calendario agonistico sardo.